Sabato 18 marzo è stata inaugurata la mostra Acqua e Vita, in cui sono esposte due particolari iniziative, quindi la mostra Water is Life, Acqua e Vita, promossa dall'Associazione Insieme Si Può, la Società Onda Blu e l'Istituto Canossiano di Feltre, abbinati ai quadri che parlano di acqua della pittrice di Santa Giustina, Maria Meraglia. Durante l'inaugurazione della mostra, presente anche il presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto, Roberto Cognonato, che a sorpresa ha consegnato 3 riconoscimenti. Riconoscimenti che sono andati al Comune di Santa Giustina, perché dal 1999 il Comune ha promosso in maniera graduale la partecipazione gratuita in piscina di Santa Giustina di tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo residenti del proprio comune, in maniera graduale, coinvolgendo dalla scuola dell'infanzia, gli asili nido, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, quindi le medie. Un riconoscimento è stato dato anche al Comune di San Gregorio, che dal 2011 invece interviene per coprire il costo dei propri studenti delle scuole medie non avendole nel proprio territorio comunale, e ovviamente un riconoscimento anche all'Istituto Comprensivo Rodari, con la presenza della preside Manuela Muliner Biga, perché ovviamente è partner fondamentale nella realizzazione di questo progetto che porta praticamente tutti gli alunni a fare un corso nuoto ogni anno e quindi acquisire competenze di autonomia, sicurezza, salvamento, capacità di ambientamento in acqua, autonomia negli spogliatoi e soprattutto in quest'ultimo periodo anche con gli input che vengono dati a chi frequenta i corsi nuoto nella piscina di Santa Giustina riguardo alla preziosità dell'elemento acqua e quindi di salvaguardarne l'uso e di averne un uso parsimonioso. Questa iniziativa dei corsi gratuiti partiti nel 1999 è un esempio unico a livello nazionale ed è per questo che il presidente regionale della FIN, Roberto Cognonato, ha consegnato questi riconoscimenti ai 2 comuni e all'Istituto Comprensivo. Con il rinnovo della convenzione del 2019, ora i corsi sono offerti dalla società Onda Blu all'interno della convenzione col Comune di Santa Giustina, però l'importante è che questa iniziativa sia fatta valorizzando un bene comune come la piscina comunale e che vada ad unire gli sforzi posti dall'amministrazione comunale, dalla società Onda Blu e dall'Istituto Comprensivo Rodari.